Buongiorno, oggi è lunedì 30, mi sono alzata da poco, sono le 8, ho aperto già le finestre perché c'è il sole, adesso penso a fare la colazione a me e ai gatti e poi mi preparo, mi accompagna mia mamma dal dentista perché non so come sarò dopo. Sono viva! Tolto il dente in tipo 10 minuti, l'ha tolto come niente. Io che pensavo chissà che, invece l'ha tolto subito. Sono a casa. Aspettate che tolgo l'audio del Grande Fratello. Ok, quindi dente tolto, tutto ok. Ve l'ho detto anche prima, ma adesso metto via le cose. Ho ancora la garza dentro perché finché non, cioè adesso posso toglierla, ma finché ero in giro non mi sono fidata a toglierla. Stasera guarderò Grande Fratello come ogni lunedì sera. Mamma mia che collasso! Sti gatti sono pazzi! Pepe! Cioè no, non è possibile. Pepe è saltato addosso a Pippo che era sulla borsa e quindi tutti hanno preso paura. Se vedete un po' gonfia è perché ho appunto la garza, ma non è gonfio, insomma, è andata benissimo, è venuto via come niente. Io mi preoccupavo, invece no, è venuto via benissimo. È un dente bello grande e sarà da togliere anche questo di qua. Gliel'ho chiesto e sì, sarà da togliere molto probabilmente, perché sì, c'è poco posto. Tolgono tanto posto e quindi questo qua toglie ancora più posto essendo in orizzontale, solo che è dentro la gengiva ancora, quindi c'è solo un angolino fuori. E sono 2 giorni che ho male anche a questo. Ore 11 quasi, sto guardando il Grande Fratello. Ogni tanto mi alzo perché ho freddo, allora mi attacco al forno, sto ancora facendo fuoco. E niente, sto bene, non ho preso medicine ancora, prenderò prima di andare a dormire. Sto bene, non ho dolori di nessun tipo. Ho una caverna, mamma mia, c'è un buco enorme, peggio degli altri denti questa volta. Perdonate la qualità, ma sapete che l'iPhone quando non c'è luce non fa video decenti e quindi bisogna accontentarsi, io non ho altro per fare video. Vi saluto, ci vediamo domani. Ciao. Buongiorno, sto benissimo, ho dormito benissimo e non ho neanche un dolore, quindi so che potrebbero uscirmi nei prossimi giorni dolori, però per il momento va tutto benissimo, non pensavo. Sto mangiando yogurt. Esattamente dietro la tenda c'è un gatto, un esemplare di Pepe casalingo, Butch. E anche oggi c'è il sole, vero Pepe? Anche oggi c'è il sole. Butch? Ciao ciao. Pepe, amore. Sono a San Vito, sono venuta a pagare una bolletta perché a Borca oggi è chiuso, sì, ma a Borca non mi piace più andare perché non mi piace. Non entro nei dettagli, visto che questi video li vedono tutti. Niente, è fresco oggi, non so neanche quanti gradi siano, 7 gradi. Torno a casa, questo è il letto e che è ancora in ordine rispetto a ieri e Pippo dorme lì tranquillo al sole e Pippo è stato Pepe, lo so, a fare questo disastro. Questo qua è stato, questo miccione qua, so di altri gatti. Che bella, ma come siete belli. Devo pensare cosa fare da mangiare. Ho gli occhi che lacrimano sempre perché c'è sempre aria e chissà cosa fa volare e sono sempre piena d'allergia.
Mia nonna mi ha regalato un biglietto della lotteria, quest'anno non li avevo ancora comprati, perché qua da noi non ha senso comprarli, non si vince mai qui, cioè non c'è smercio e quindi è più difficile vincere. E siccome è stata a Firenze, ne ha presi un po' a Firenze e quindi devo grattarlo adesso, vedere se il gratta e vinci è vincente, magari anche solo 5 euro, fa sempre comodo. Sono le 4, sembra che siano le 6 di sera, una cosa del genere. Ho portato fuori Pepe a fare una passeggiata, ha girato ovunque, lui piace tantissimo, solo che cioè, era troppo freddo, io sono dovuta rientrare perché non ce la facevo veramente più, era freddissimo. Vi dico anche quanti gradi sono in questo momento, però fa fresco, decisamente, e addirittura sono riuscita a farlo andare fino lì. Sono riuscita a farlo camminare abbastanza. E sono 9 gradi, quindi è abbastanza fresco. E niente, ho già acceso il fuoco mezz'oretta fa e stranamente oggi ha preso subito, perché di solito non prende subito. Ci sono i raggi del sole che vengono su lì, bello, ve lo faccio vedere comunque. E niente, si sta annuvolando tutto. Ho messo a cuocere le patate, faccio le patate lesse per me per stasera, poi le faccio tipo purè, ecco, e giusto per poter mangiare qualcosa di più sostanzioso, perché io non riesco a mangiare così poco. Ogni volta che porto dentro Pepe dopo la passeggiata, a parte che lo devo prendere di peso perché lui non vuole più rientrare, ogni volta che lo porto dentro, poi lui non è che viene in casa tranquillo, no, si ferma su un posto e inizia a lavarsi ovunque perché si sporca, va nella terra, nell'erba. E quindi prima di andare dagli altri due, di fare il giro per la casa, lui deve lavarsi. Buongiorno, buon 1 novembre. Si è concluso il mese in Shogun, un altro mese in Shogun. Conto di arrivare in alto, cioè io sono in Shogun perché sono sicura di poter arrivare in alto, di poter poi proprio avere un lavoro, cioè voglio che diventi il mio lavoro. Vendendo i prodotti e facendo rete. Dicendo facendo rete, io intendo facendo network marketing. Quindi io voglio che questo diventi un lavoro, non voglio andare a spaccarmi la schiena a fare pulizie, che è l'unico lavoro che trovo qui. E quindi niente, io sono contenta di essere in Shogun, i prodotti mi piacciono, quelli che vi ho fatto vedere che ho comprato mi piacciono molto. Quanto bello è il sole, wow, solo che purtroppo c'è aria fredda. Infatti prima mi ero messa qui, solo che il sole era andato via, adesso invece si è rasserenato tutto e quindi si sta bene al sole. Ho appena guardato il video di Nicole che era a Cortina, mi sarebbe piaciuto incontrarla, ve lo dico sempre, anche perché avendo lui casa a Cortina, insomma, sarebbe anche facile beccarla. Comunque, sì, ho più o meno capito la zona di casa sua. Comunque la zona l'ho capita prima di entrare in Cortina, prima della circonvallazione. E venerdì, non so se domani vloggerò, però venerdì andrò in Comelico alla fiera, perché c'è la fiera dei Santi e la fanno sempre il 2 e il 3 di novembre e dura 2 giorni, sì. E niente, pomeriggio, dopo pranzo, andremo io e Franz in Comelico, così incontro Veronica, quella che avete visto nel video che ho fatto a settembre, giusto per stare un po' insieme e insomma muoverci un attimo. Buongiorno. Oggi ci sono esattamente 2 gradi e c'è la brina sui prati. Io la chiamo la brosa, ma la brina in italiano. Qui abbiamo un cimitero, 2 aeroplani, questo è quello più nuovo, questo è quello distrutto e 2 palle di carta. Un anello, quello delle tende, quello lì è il solito giochino. Anche oggi in posta a pagare un'altra bolletta e sono sempre a San Vito. Adesso vado alla macchina e nient'altro. Qua devo stare sempre attento a sti scalini perché sono irregolari. Fortuna che adesso l'hanno scritto
perché ci ho fatto un po' di cadute. In posta c'era una signora, ma sarà stata almeno 70 anni, ma tutta ben vestita, e mi dico sempre vorrei essere anch'io così, e invece vado in giro vestita come una barbona con 20 maglie addosso e i pantaloni da casa, proprio quelli di tuta mezzi rovinati, cioè io vado via proprio come una barbona, io mi vesto come una barbona. Grazie per tutti i commenti bellissimi lasciati sotto la morning routine, non me l'aspettavo piacesse così tanto e invece ha avuto successo. Io faccio video un po' così per tenermi compagnia a me stessa e per tenere compagnia a voi e vedo che piacciono tantissimo. Cosa c'è? Lila, Lila, guarda, Lila, guarda, Lila. Chi è quella? Si sta vedendo nel telefono. Chi è quella lì? È Lilla! Ma che bella che è Lilla! Hai visto? Oh, wow! Ma Lilla è bellissima! Lilla! Chi è quella? Madonna, una gatta là dentro. Eccomi qua, è venerdì, è una nuova giornata, ho i capelli giù perché li ho lavati, dopo li sistemo. E è una bella giornata, c'è il sole, fa caldo e c'è il vento, diciamo. E niente, io mi sono preparata, devo solo vestirmi perché sono ancora mezza in pigiama e ho cambiato lenzuola, ho fatto veramente, stamattina mi sono alzata un po' prima e ho iniziato a fare fuoco alle 8 in modo che quando torneremo stasera, pomeriggio, sera, insomma, non sia proprio un ghiacciaio qua dentro. E quindi ho fatto fuoco, infatti si sta abbastanza bene, sono 20 gradi solo, però si sta bene, si sente che c'è il calore del fuoco, perché stamattina erano tipo 15 gradi. Adesso preparo il pranzo e andremo via, penso, per l'1:30 alle 2, penso per le 2 però. E niente, forse vi riprenderò qualcosa, insomma, perché sarebbe il mio intento riprendervi qualcosa, ma non so se ci riuscirò. E a dopo. Siamo arrivati a Santo Stefano, vi ho fatto già qualche ripresa e adesso Veronica non so, penso sia ancora sua casa e quindi tanto noi iniziamo a fare il giro. Ci sono le giostre, se sentite casino sono quelle, come sempre. Buono. Vuoi? No, ce l'ho già. La patatina da passeggio. Novità 2017/2018. Praticamente è una patata unica, tagliata a spirale. Ecco. E la mette sul bastone e poi la apre e la mette a friggere. Figata. Comunque sono un po' troppe cotte queste patatine.
sono un po' troppo, sanno di bruciacchiato. Fa fresco, Ho perso Veronica perché lei ha raggiunto sua mamma e sua sorella, quindi l'ho persa. Eccomi con il naso rosso, mi sembra che abbia bevuto, è il freddo, il freddo del Comerico. No, non ho bevuto, ho solo acqua ho bevuto. E mi sono mangiato anche una frittella, non mi ricordo se ve l'ho ripresa, non credo. Comunque la frittella vai prima del camion, se no non ne usciamo vivi da qui. E poi quelle patatine, appunto, che però sì, no, alla fine sommato tutto erano troppo bruciacchiate. E niente, adesso andiamo a casa, siamo appena partiti. C'è una cappa sopra Santo Stefano, c'è veramente una cappa di fumo. E sì, adesso mette il riscaldamento, vabbè, è già come prima, visto? Togli l'aria condizionata. Mi sa che non è il caso dell'aria condizionata. Al momento segna 10 gradi. Secondo me è più freddo di fuori, però segna 10 gradi. Boh. In teoria questo è il posto più freddo. Buongiorno, buon sabato, sono qui a chiudere il weekly, non so se lo farò la prossima settimana, comunque sì, c'è un raggio di sole e sto col cappuccio perché fa freddo. Fa freddo, fuori c'è ancora la brina sui prati e niente, domani hanno previsto addirittura neve. Spero che i video che verranno la settimana prossima vi piaceranno e niente, cercherò di mettermi d'impegno a registrarne tanti, solo che mi avete dato tante idee, non so, sotto il video quello del giveaway, ma anche sotto un altro video mi avete dato delle idee e il problema è metterle in pratica, quindi ci sto pensando. Ho Panna che mi sta fissando è là e mi fissa. Panna, cosa stai facendo? E no, vuole la pappa. E nient'altro, cosa volevo dirvi? Non mi ricordo. Mi raccomando, andate nello shop Shogun a dare un'occhiata ai prodotti, se c'è qualcosa che vi interessa, anche una sola cosa. E niente, mia nonna è stracontenta dell'olio di cocco che ha preso e anche cos'era che ha preso l'ultima volta, l'olio di cocco e non mi ricordo, ha preso un'altra roba. Insomma, è contentissima. Statemi bene e ci vediamo in un altro video come sempre. Ciao!